siamo partiti con grande onore, 36 giorni de macchina a vapore, fino all'America mai siamo arrivati. America, 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 cosa sarà questa America? America, 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 Leon Massolino del fiore.
ai 140 anni dei primi migranti vivai nel campo dei Bulgari, esattamente il 20 di maio del 1875, viene in questa bella serata fare insieme a tutti la cena del tagliano. Cultura viva è quella che considera tutto quel che si fa, se vive, se mangia, se prega, se gioca, se canta. Se il giorno a giorno. L'ora, la cultura non la è mia sol celebrar una data, un fatto e sì celebrar la vita. Ringraziamo la presenza del sindaco Ademir Antonio Presotto e del vice sindaco Francisco Bernardo Mesomo, deputato statuale Sergio Tura, quale presenta per Gilmar Castro, sindaco de Villa Flores, Vilmor Carbonera, sindaco de Santo Antonio de Palma, Gerson Riccardo, sindaco de Nova Araçá, Aícaro Ferrari, sindaco de União da Serra, Luiz Mateus Sensi, sindaco de Nova Alvorada, Edilson Antonio Romanini, subsindaco do distrito de Silva Jardim, Paulo Treto, la presidente del Consiglio Comunale Elenir Fatima Castro Pisato, tutti i consiglieri, tutti i segretari, le principesse della nostra città, Eloabi di Mar e Tayara Vicentino, i collaboratori del comune, autorità, invitati speciali, a tutti qua presenti. Ringraziamo in modo speciale al presidente della Veronesi nel mondo, Oscar De Bona, e César Prezzi, consultor della Converse, e agli artisti che hanno attraversato il mar per essere qua, perché hanno capito che le nostre conquiste e le sfide che i nostri hanno visto, se sta per amor alla famiglia e per avere una sicurezza di una vita degna. Invitiamo il sindaco Ademir Antonio Presotto e il vice sindaco Francisco Bernardo Mesomo perché viene sul palco. Ringraziamo anche il sindaco di Montauri, Marcelo Bosch. Efficiente e motivato, non per la paura di sbagliare, ma per l'amor di fare le cose giuste. È italiano che da anni e anni è motivazione del lavoro, ricerche, programmi in teleradio, ciacole in gruppi, festivali, teatro, leggi, decreti, sempre con la speranza di un giorno essere riconosciuto come lingua, per essere come un premio alla dignità di tutta la nostra brava gente, per fare il nostro spazio di Ancoi manco con un respiro dell'orizzonte di una volta e veramente diventare referenza culturale brasileira. E come Serafina Correa, che ha sempre conservato tradizioni, i costumi, religiosità e si sta una grande guerriera per mantenere tutto a posto, se con grande orgoglio e emozione che invitiamo il sindaco Ademir Antonio Presotto e il vice sindaco Francisco Bernardo Mesomo per tirare su il tocco del tessuto che nasconde il più bel gioiello regalato a Serafina Correa.
empatia. Forte e capace, orgogliosa e umile, sicura e libera, solidária e responsabile. La experiencia de 140 años de migración la ha capito que tutto intorno porte alla cultura e cor gabbiamo disegnar progetti sulla nostra storia comunitaria. Ringraziando la integrazione di tutta la nostra gente, vuol dire che questa sera è parte della storia che non si ripete. La nostra identità, buona gente e grande anime, le ha permesso la grazia di essere quelli che siamo poi, Capital Nacional Italiana. Infinite grazie. Ringraziamo davvero cuore la prima segretaria di Cultura di Serafina Correa, signorina Barbara Zibiotto Sgnaurin, che la ha come ideale far parte e portare avanti la nostra identità. E la scommissia col diritto di far più bella la nostra conquista. Invitiamo adesso il sindaco Ademir Antonio Presotto per dire alcune parole. Saúdo a todos os presentes, já mencionados no protocolo, mas quero fazer um agradecimento do fundo do coração em nome da comunidade serafinense a todos os presentes aqui, independente de cargo, e também agradecer quem está no anonimato e que não pôde estar aqui nesse momento tão sublime que é hoje, aonde estamos a poucos instantes desceremos a placa onde que Serafina Correa, a capital nacional do Italiano. Buonasera a tutti. Se la fosse per una storia del cinema o della televisione o della radio, la immigrazione in Brasile la sarebbe perfetta. Uomini e donne che gadassar la patria, mare, attraversare il mare e lottando de sol a sol, e ha progredido in la fine e stai felice per sempre. Una bella confusione per stampare libri di storie, però non è stata così. Non era neanche sta na storia del cinema e manco ancora finta. In realtà c'è bisogno di diverse generazioni di questi immigranti pionieri perché la storia avesse un giorno un finale felice. La patria madre Italia e si riferisse all'epopea di questi immigranti come la grande immigrazione. Qua in la terra che ha promesso tanta fortuna gli storiatori e dice che è stata l'unica riforma agraria che ha dato giusto nella storia del paese. Però col passare degli anni si abbiamo acostumato a vendere l'immagine di che tutto si sta bene, di che tutto sta dato bene e che tutto nella vita degli immigranti si sta una meraviglia, quando in realtà sappiamo che ha bisogno di anni di lotta, di sacrifici, di disperazione e di privazione perché un giorno si potesse pintare un quadro dell'immigrazione con colori gradevoli
belli di vedere. I mucciai sul telecantini dei navi, i ha le misere economie, chi ha tolto su vendendo il fuoco che aveva, chi ha imbarcato di un viaggio che sapeva che non avrebbe più ritorno. I sognatori chi credeva che in poco tempo il Brasile gli daria la fortuna promettesta in gli annunci e che subito ritornaria in Italia come signori che loro che da sa come miseri lavoratori di terra là in Italia che non les era sue. Incentivai ad assar sua patria per un governo che frontea una grande crisi del lavoro generata principalmente per l'industrializzazione che tomea conto del paese nella metà del secolo XIX e giammai con l'attrazione di una propaganda busiara di un paese dall'altra parte del mare, che qua per il Brasile, che aveva bisogno di manodopera e si ha fatto coraggio e muovesti per la fede, che ha battuto sulle valise e ha iniziato la grande traversia. 36 giorni di macchina a vapore, la dice la canzone di immigranti. Se sta triste, al Dio quei che restai in Dio e la desoluzione a quei che ieri vai attacca la terra nuova. Prima per quei che non poteva offrire niente in la sua patria e dopo per quei che di loro gli voleva solo il lavoro e il sudore. Invece di una grande fortuna, gli spettea una regione guerta per la foresta, per domar e il disamparo. Invece della terra promettesta, la scorpetta amara che gavaria di pagare per ella con i frutti delle sue mani che ha pagato tocchettino per tocchettino. E allora qui che commemoremo e raccontiamo i nostri fiori come se fosse una bella storia, la che aveva un inizio con tanto lavoro, tanto sudore e tanta persistenza. Tanti non gli stai buoni resistere e gli restai per il cammino. Se sta col passare degli anni che la storia dell'immigrazione italiana la gas comincia a farsi bella, quando il paesaggio rustico e si mescola con i cambiamenti fatti per gli immigranti. Non si dimenticano che esistono uomini inculti, la maggioranza senza istruzione, che ha scritto col sudore dei suoi bracci, pagine per pagine, della storia che ancora raccontiamo orgogliosi ai turisti che viene a Catarme praticamente tutti i giorni. Ma la realtà, signore e signori, se prima di essere bella, prima di essere magica e esemplare, la storia dei nostri antenati è stata triste. Ancora cosita, gli immigranti canteano i canti che ha portato della banda dell'A del mare per calmare la nostalgia della patria mare e per dismentegarsi per momenti dell'amarezza quotidiana. Perché Israele venissi fuori dall'Italia, ma l'Italia non andaria mai fuori del regno dell'oro. Per questo, intanto, le sue piane e cali, laurea la terra,
il corpo empatia, di nostalgia della patria e degli amici, di parenti che se restai banda de lá del mare, na nostalgia che li accompagnai a fin la sepoltura. Pochi sta quelli che podesto rivedere i suoi. Col passare degli anni la terra la si è fatto poca per rifugiare le famiglie numerose che si aveva formato. E allora, come i suoi genitori, i nonni dell'epoca del 1875, i giovani si avventurarono per una immigrazione interna che aveva inizio nella Serra Gaúcha, la si è passata per il Planalto, dove le terre erano più piane, la ha attraversato le frontiere degli stati, la ha passato via il Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e il Spirito Santo, e la si è arrivata in altra regione amazzonica, creando 9 prospere colonie italiane che ancora ne risponde alle più grandi parti di produzione del grande Brasile. Ancora passati 140 anni, competono altri il privilegio di raccontare la parte bella della storia dei nostri migranti. Però è imperioso che al farlo manteniamo i nostri occhi voltati al passato e che non restiamo a misurare sforzi nel senso di mantenere vive le lezioni che è stato insegnate per i nostri antenati. Lezioni di amore, lezioni di lavoro, lezioni di amore per la terra, lezioni di amore per la cultura e alle radici che ha portato nella banda del mare e una fede religiosa che li ha imparato e guidato in dei momenti più difficili. Serafina Corea, a lungo di tanti anni, tutti si è destacato in quel paese per sua preservazione di costumi, di cultura dell'immigrazione italiana. Città pionera a riconoscere l'italiano come lingua co-ufficiale. Siamo qua per dare la nostra contribuzione perché la storia dell'immigrazione italiana sia veramente il cammino perfetto dell'epopea, senza il quale la storia delle tutte le immigrazioni succedesse nel nostro paese. In quella condizione di sindaco di Serafina Corea, vuoi in nome di tutta la comunità salutare e dare il benvenuto al dottore Oscar De Bona, Cesar Presi, al gruppo italiano che è qua in visita a far presentarsi a tutti i rappresentanti delle entità italiane della regione, alle signore e i signori che sono qua per dare a noi il prestigio con le sue presenze stasera così importante per la storia della nostra città. Per finirla domandaria non un minuto di silenzio, ma sì una calorosa acclamazione in memoria a tutti i migranti italiani che hanno aiutato a cambiare la storia del Brasile. Molte grazie e buonanotte. Saber cosas está na imigração, saber del seu lavoro, del seu sonho, del seu valor e esperança, se capir tutto de noi stessi, se tutto e tutti dentro al cuore, frutto di una fede che ha saputo mantenere le tradizioni di origine
e i principi di famiglia che si vuol bene, rispetto con gli altri, grande onestà, rappresentiamo i discendenti degli immigranti che rappresenta tutte le famiglie di Serafina Correa e che ha fatto parte dei lavori presentati nella divulgazione sulla televisione, il giornale, le radio e internet dell'italiano a livello brasiliano e nel mondo. Allora daremo qua davanti a tutti il riconoscimento dell'italiano. Adesso allora invitiamo il sindaco e il vice sindaco e insieme invitiamo con tanto onore il presidente della Veronesi nel mondo, Oscar De Bona, e il consultor della Converse, César Presi, perché venga qua davanti per insieme donare alla brava gente il riconoscimento alle famiglie che ci amiamo. I tirolesi sono bravi soldati, i tirolesi sono bravi soldati, tutte le note del sentinella, i trombari, la bella, e viva l'amore, tutte le... Ringraziamo anche il deputato federale Luis Antonio Covatti. Chiamiamo un rappresentante di cada famiglia. Famiglia Ferrari, famiglia Iscalco, famiglia Isotomo, famiglia de Arduino Ziliotto, famiglia de Albino Ziliotto, famiglia Baso, famiglia Bedin, famiglia Gomo, famiglia Toffoli e famiglia Vitali. che giunta a mantenere Ciameno. Deputata estadual Silvana Covatti, qua rappresentata per Sofiol, deputato federal Luis Antonio Covatti. Stata quella che l'ha fatto la legge 50 del 2007, che dice che il dialetto italiano è parte del patrimonio storico e culturale do Rio Grande do Sul. Coragem, Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas, qua representada por seu presidente Vinícius Ribeiro, para ser a nossa companheira pela publicação do dicionário português-italiano. A tua serra, qua representada por Beatriz Paulos, che ha dato un salto prima degli altri e ha fatto e donato alle città della Serra Gaúcha il corso d'italiano con il professor Darcy Los Musato. Chiamiamo Darcy Los Musato per rappresentarlo.
presidente Samir Zampiero, che fa una volta all'anno la riunione dei leoni e leonesse italiane. Congregação Testemunhas de Jeová, qua rappresentata per Bruno Chiesa, para la cerimônia religiosa tutte le settimane nella lingua italiana. Câmara Municipal de Vereadores, rappresentada qua per la Presidente del Consiglio, Elenide Fátima Castro Pizzato, che una volta all'anno fa la sessione della lingua italiana. Assisco, qua rappresentata dal Presidente Luciano Iesi, che sempre ha fatto tutto dal scomissio col patrocinio delle industrie e commercio per portare avanti le manifestazioni della nostra cultura e ancora la capito l'idea e porta avanti la festa di pizza. Radio Gisela FM, qua rappresentata per Miriam Massolini, per il primo programma italiano del 1988, con i radialisti Edgar Marostica e Paolo Massolini. Subito dopo, Guerino de Costa in memoria, Nelson Zanini, Marilda De Marco, Solange Maria Socol e FIFO, programa che ha aperto cammino per dopo tutte le radio andar de Drio e fare questo gran lavoro che accoglie il più di 250 radio in Brasile. Radio Rosario AM, qua rappresentata per Pedro Frigo, per il programma di Anni e Anni, Geri ancora e sempre, dall'anno del 1990 fino al giorno del cui. Parrocchia Nossa Senhora do Rosário, qua rappresentata per il prete Ivo Preto, per far tutti gli anni la messa italiana, la prima via sacra italiana del 2015 e per essere sempre vicini quando sarà bisogno di loro, sia per tutte le manifestazioni di cultura sia per religiosità. Insieme va un omaggio al prete Giovanni Simonetto, che si è venuto in Brasile nel 1946 e resta fino al 2012, quasi sempre a Serafina Correa, in dove si diventa scrittore italiano. Adesso un bel scioccare di mano a tutti.
sempre capito avanti. E se resta come marca, per alcuni a cicatrice, per altri, ma sempre con quell'impulso, parar avanti e mantiene forte e sicuro tutto quel che parar è stato tasesto e adesso ha diritto di essere parlato, gritar, cantare, grande festa, avanti ancora. Chiamiamo gli amici della cantoria qua rappresentati per la fiola Benilo Silvestri, Danubia Silvestri, che con i suoi compagni Roberto Mauro Arrocchi, Pedro Bortolini, Maria Amelia Rocche Ghelle, Albino Ziliotto, João Canton, Luiz de Cesaro in memoria, Elide Seganfredo, Inês Sela Causa, Igilene De Marco Socó, y Gafato e canta bellissime canzoni che le resterà nel tempo per sempre. Gruppo de Teatro Veneto, qua rappresentato per Stella Nodali, gente preziosa, inter scrivere, inter parlare, inter bei e brutti esteri, che per anni ha portato l'allegria e il riso alla gente di quasi tutte le città del Rio Grande del Sud. E de Garma Rostica, Stella Nodali, Sidney Canton, Paolo De Valli, Maria Elisabetta La Rostica e a volte un cammino alla Dinferno. Grupo Sagra, qua rappresentato per Artemio Silvestri. La musica está la più bella espressione che ha fatto per mantenere e profondare le radici. Dopo di Dio aver seminato i migranti la terra madrina, il ha fatto belle opere, questo gruppo e per amore, o per tenerlo più vicino. Un è diventato stella. Artemio Silvestri, Duarte Ratova, Solange Maria Socol, Evandra Servieri Trentin, Maria De Marco e Geraldo Arnaldo Pessin in memoria. Volevo dire qua che Duarte Ratova, come tutti lo conoscono, è andato in Italia e ha messo il suo cognome giusto, che è Ratova. Gruppo Speranza, quasi rappresentato per il fiore di Valdir Bianchet Andrea. Cantare è come creare intorno un clima di libertà. Valdir Bianchet, Artemio Silvestrini, Andrei Poleto, Vilmar Corti e João Canton. Qua rappresentata per Igilene De Marco Socol. Una lunga storia per chi ha iniziato col nostro cuore, onore e rispetto, mescolato con la nostalgia. Grazie a quei che continua e a quei che ha fatto parte ancora prima degli anni 70.
vasta nostalgia che abita il tempo diventa realtà. E tutto quello che abita rende e passa a far parte della comunità. Perché non sei che se stai solo buoni mantenere, ma sì difendere e organizzarla in modo che la toccasse l'animo di tutti. Potevo denominarli un per uno come patrimonio culturale umano. Bravi! Chiamiamo Via Genova, qua rappresentata per Duarte Francisco Ratova, che la sta progettata per l'ingegnere Rudimar Pessin in memoria e dopo per l'ingegnere Duarte Ratova, qua presente, che la è poi principale punto di riferenza per il turismo della nostra città. Edgar Marostica, presidente della SOVITA, Associazione dei Radialisti del Tagliano, artista di grande valore, fa parte del gruppo Veneto e anche fa presentazioni di umore e cultura in delle feste di cultura italiana in Rio Grande do Sul e altri stati. Anche in del Veneto, del gas iniziato nell'88 col programma La Voce del Veneto e ancora El porta a 60 radio e il programma Tagliani nel mondo registrato Sergio Antonio Masolini, il che ha fatto il decreto 48 del 88, che era loro conosciuto come dialetto veneto, la lingua ufficiale durante la settimana del compleanno di Serafina Correa, che ha fatto la nave degli immigranti e come sindaco ha approvato tutte le manifestazioni di manutenzione della nostra cultura. E è stato il primo a cominciare a dare il valore giusto alle nostre origini e farle rispettare. A lui devo il scomizio di tutto. Luis Antonio Grecchi Guerra, e che ha fatto il decreto 4789 che era ora conosciuto dialetto veneto, la lingua ufficiale per tutte le settimane del compleanno di Serafina Correa e il ha dato continuazione alle manifestazioni degli scomiciai ancora nel 1986 e insieme ai suoi assessori e che ha approvato altre manifestazioni per dare continuità alla nostra vera identità. Chiamiamo per rappresentare il dottor Roberto Mauro Arrocchi. Fa un gran lavoro con la manutenzione del folklore. Il libri pubblica in tanti paesi e lavora col Congresso Nazionale di Poesia. Il sta patrono della Fiera dei Libri a Bento, il idealizza la Galleria de Personalità e la mostra Guardamos no Olhar a Bento Gonçalves.
canzone bellissima. E sei uno dei protagonisti che iniziò ancora da giovane a cantare la canzone del dialetto quando solo i nonni le cantavano. E aveva un gruppo, Borsalino, che ha fatto e fa ricerche della vita delle famiglie, storie su se stesse e si sta per anni cantante del gruppo Amici della Cattolica. E è in modo speciale un scrittore da tanti anni che scrive la pagina italiana sul giornale Gazzetta Regionale. Solange Maria Socó, Lazé compositora, cantante del gruppo Sagra e gruppo Origine, poetessa con tanti premi in Italia, Argentina e Brasile. Per 14 anni l'ha scritto sul Nuovo Giornale e O Serafinense, la pagina Ciaccole in italiano. Insegnante di italiano per la Fecivest São Paulo, fonda insieme a Nadir Gobi e Sidney Canton la prima associazione italiana serafina nel 1994, Associazione Origine Italiana, radialista dell'italiano, 25 anni di ricerche, registrati per scuole e biblioteche del Veneto, per Associazione Soramai, appoggio del governo Rio Grande do Sul e Regione del Veneto. Ha scritto la Via Sacra in italiano a Serafina Correa e ella la resta la prima e unica candidata al Consiglio regionale del Veneto, la sesta fuori d'Italia nel 2005. Geraldo Arnaldo Pessin in memoria. Come la sua donna Lazé Indiaio, l'ha domandato perché sia rappresentata per Duarte Raputa. Come prima eredità è il rispetto, è il nome dove la nostra identità capiò la più grande forza per creare quel che si può chiamare fenomeno, valore delle radici. Ha progettato e bioapprovazione per fare praticamente tutte le manifestazioni della festa Italia, cantoria italiana, canticchio e tante manifestazioni, sommando con l'idea della Via Genova la nave di migranti. Tutto quel che si può vedere dà il suo ricordo, una parola, un canto, le canzoni e vederlo a suonare canzoni di ridere e canzoni di piangere. Molta forza come esempio, non esiste mai. Per lui è il nostro più bello ricordo e sì, si ripete, quello che il Uganda sa come slogan ai suoi seguitori. Avanti ancora. Paolo José Massolini, qua rappresenta per le sue fiole Paola e Martina Boff Massolini, presidente della FIBRA, Federazione delle Associazioni Italiane del Rio Grande do Sul e consigliere del Comune. Il ha creato il programma in italiano La Voce del Veneto, l'Associazione Triveneta Lombarda e per anni di lotta imparato l'uso italiano per parlare in la radio, idee chiare e cammino sicuro. Un nome forte come riferenza per la nostra lingua. Se sta lui
il guerrier più forte, e per merito sta lui a ricevere a Foz do Iguaçu, il 18 novembre 2014, il titolo di Referência Cultural Brasileira alla lingua chiamata italiano. La prima lingua di immigrazione riconoscesta e dà un messaggio che sarà l'esesto adesso. Vuoi ringraziare questo omaggio, manifestare il mio saluto al sindaco Presotto e tutti gli assessori, domandare scusa a tutti per non essere presente e dire al signor Oscar De Bona che lo porto come un grande amico e uno di quei pochi veneti che avevo di ringraziare per aver capito cosa vuol dire la storia dell'immigrazione. Lo ringrazio per tutto quel che fa per la nostra gente. Domando a tutti qua presenti un grande scioccare di mano per quel che Oscar De Bona ha fatto per tutti noi altri nel Brasile. Cosimo Usato, professore, adesso d'italiano, scrittore dal 1985 in italiano, editore dal 1967, traduttore, fa conferenze e come disse lui, il zebrao anche in cosina. Se queste parole belle e saremmo buoni scriverle, sicuro le daria direzionare a lui, che ha sempre fatto parte di tutti gli incontri con gruppi in difesa dell'italiano. E quello che adesso deve in cerca tutti i giorni, perché lui è l'autore del dizionario portoghese-italiano. Sindaco de Serafina Correa, il ha onorato la nostra lingua, ha fatto un cammino sicuro a tutti quelli che le parlea e scrivea in italiano, senza avere la sicurezza. Il ha impissà la luce per far degna la vostra vita ancora. Quando il ha messo con forza il timbro su una carta che parlea della nostra lingua, il ha dato a noi altri la sicurezza per la costruzione di un'identità riconosciuta. De cuore gionfo, grazie per la legge 2615 del 13 novembre del 2009, insieme al vice sindaco Flavio Breda, che fa italiano la lingua co-ufficiale di Serafina Correa e la capitale nazionale d'Italiano. Grazie alle autorità per questo bello omaggio. Gostaria que os senhores entendessem esse gesto de eu quebrar o protocolo, mas não poderia deixar de convidar meu ex-colega vice-prefeito, Flávio José Breda, com quem tive o prazer de trabalhar durante 4 anos e muito tem contribuído no avanço do italiano também. Então gostaria, Breda, que você compartilhasse comigo esta distinção.
una cena o para una mención de honor. La cultura la se fa deslizando la consciência de tudo, pois os valores tradicionais que é um bem de portar avante. Este valor é realmente a riqueza do essere humano. Uma comunidade organizada mas é a garantia de sobrevivência de tudo, aquilo que nós temos que adotar para o tempo. A cultura, mas é nostra radice, mettesse così bem, del profondo del cuore di tutti, e sicuramente nelle nostre origini, fino a momento di gloria, passeremo avanti ai fiori, ai nipoti, perché merita saber che siamo stati bravi di onore, rispetto, fedeltà, umani, però con orgoglio di quasi poter toccare con le mani dell'infinito luce. Para finir con le ciampole, perché mangiare poco se diventa fiacco, subito lo faremo, ma prima di mangiare una scianta di commemorazioni insieme. Invitiamo i cantanti per venire sul palco e tutti quanti a darsi le mani e cantare insieme De Angelo Giusti, approvato per legge nel 2005 e l'inno ufficiale della colonizzazione italiana in Rio Grande do Sul. America, America. E viva Serafina Correa, capital nacional do Italiano. falsità, ma perché Adelina non pensi più me, ma perché i bersaglieri sono meglio di te, ma perché i bersaglieri sono meglio di te. Vivo su sta terra, mai più pace non avrai, perché sempre penserai alle tue falsità. Ma perché Adelina non pensi più me? Ma perché i bersaglieri sono meglio di te, ma perché i bersaglieri sono meglio di te.
le strade, per le vie del Camposanto. Qua, l'operato il microfono, Cesar Presni. Buonasera amico, mi stai ascoltando amico? E abbiamo qua un personaggio straordinario. Dopo che il nostro sindaco di Serafina ha fatto la prima parte che è straordinaria, ha fatto un omaggio di cuore ai grandi lavoratori e responsabili dell'italiano, e abbiamo fatto la seconda parte che è Magnà, e adesso abbiamo qua il principale musico dell'ambasciata d'Italia in via in tutto il mondo, Mirko Sacco. Ha già suonato in tutta l'Europa, in Africa del Sud, in Giappone, in Stati Uniti e Australia. Questa settimana Mirko Sacco ha fatto già 7 bellissimi concerti, è stato ospite di Villa Flores, un applauso al sindaco Carbonera, il mitico Carbonera. Poi siamo stati a Los Lajados, generato una città di Oscar de Bona, africana. Domenica siamo stati a Gramado, fatto un bellissimo spettacolo nella chiesa San Pietro. Lunedì a Bento, martedì a Farroupilha, poi Santa Maria lunedì. Mercoledì abbiamo fatto a Bento, ieri a Nova Prata, con un pubblico che ha dato un'attenzione meritata a questa persona che rappresenta Venezia, il meglio del meglio, è una nostra gamba. La civiltà di Venezia ha dato praticamente il meglio dell'architettura, delle strutture, della cultura. Noi avremo adesso nei prossimi momenti una sintesi di quello che è stata questa serata. Vorrei fare omaggio a un amico da tempi, dottor Rocche, per il film che abbiamo fatto assieme su Santa Teresa. Vorrei fare anche un omaggio al vice sindaco Piesomo, perché abbiamo lo stesso trinomo, il suo trinomo è il mio trinomo. Non è una coincidenza che va a avvicinarsi a Serafina. Mio padre, prima di partire, faceva una citazione che ha fatto durante tutta la sua vita, che è una sintesi dell'italiano, ma è una sintesi soprattutto di questa bellissima squadra che ha protetto l'italiano e ha protetto non solo per Serafina Correa, ha protetto per tutto il Rio Grande, ha protetto per tutto il Brasile. La citazione dice così: quando il nonno non racconta, quando il nipote non ascolta, si rompe la vita. Quando il nonno non conta as histórias, quando o neto não escuta, rompe-se o ciclo da memória, rompe-se o ciclo da vida. Obrigado, Serafina, por nos dar a vida e vai nos dar a música e a vida agora, o Mirko Sacco. Um abraço a todos vocês.
Ok, grazie, buonasera a tutti. È veramente un piacere per me essere qua stasera a suonare per un pubblico che si vede come guarda. Il brano che abbiamo appena sentito era di un italiano, Vittorio Monti, e il titolo era Ciarda. Adesso voglio suonare un altro brano di un italiano che vive in Argentina, Astor Piazzolla, e il titolo è Libertà. Lui era Gioacchino Rossini e dal Barbiere di Siviglia, un'opera molto famosa, eseguirò la celebre Cavatina di Figaro.
queste musiche della tradizione popolare. Adesso vorrei suonare una polka solo strumentale, si intitola Tutto Pepe.
vocês vão poder assistir depois da última música do Mirko. Praticamente uma recomposição, uma reapresentação daquilo que dançaram os nossos avós. É um ritmo mais lento, as músicas são daquele tempo, as roupas são daquele tempo, e o ritmo da dança também é daquele tempo. Tem que interpretar dessa forma. Não vamos estar vendo um espetáculo musical, está vendo praticamente um museu vivo. E é por isso que ele tem mais valor, porque ele vai lá fundo nas nossas raízes. Então, primeiro gostaríamos de homenagear o prefeito Presoto para receber, già che il sindaco è un leone e non si ferma mai, lavora giorno e notte. Il governatore do Veneto inviou um leão Veneza, uma medalha belíssima. E eu já passo a parola para o presidente Oscar de Bona. Oggi è presente con 14 componenti, ma lui vi spiegherà dopo anche ogni singolo ballo. È un ballo popolare e come tale va attentamente visto, però prima volevo salutare questa bellissima comunità perché qui io ho conosciuto un grande amico 24-25 anni fa, che era Gerardo Piccini. E a Gerardo Piccini ero legato da una amicizia particolare, una persona come lui è difficile da trovare, e anche con il prefetto Massolini e soprattutto con Paolo. Paolo è stato un protagonista insieme a Cesare Presti del mondo dell'associazionismo e soprattutto della battaglia per il riconoscimento del italiano. A queste due persone qui io devo molto anche per quanto riguarda il mio impegno all'interno della Regione Veneto e come governatore dell'Uno per rafforzare i rapporti proprio di amicizia con i nostri parenti che sono qua. Avrei voluto dire tante altre cose, ma questa sera il tempo stringe e chiamerei quindi il gruppo Poi, la vita e poi.
Buonasera a tutti, Alobese parla per italiano. La lingua ufficiale è l'Ichela, quindi parlo italiano. Allora, vi ringrazio di essere tanti, così numerosi stasera. Siamo contenti di essere arrivati qua per la prima volta in Brasile, anche se mi pare di essere a casa, perché parlei come noi, sia i nostri fratelli, e davvero l'accoglienza che mi hai data in cui in TV prima di cui è davvero la stessa accoglienza che si ha quando si va per le famiglie, per cui vi sento tutti fratelli e sorelle e sono ancora, vi dico ancora perché davvero sono davvero contenti di essere qua, e l'applauso adesso non farlo noi a voi perché davvero siete insuperabili. Stasera bisogna fare roba in pressa perché sono stati tanti fare nostra restrare anche a voi, quindi come invece di parlare tanto. Allora, il primo bar che si chiama Sotis. Come che là? Sì, vai. La Sotis le bar bello perché le vario, le simpatico, le veloce e le anche tanta presente in tutta l'Italia, in tutto l'arco alpino, sia qua in Italia, tutta l'Italia, dall'est all'ovest, che da là in Francia, Austria e anche in Slovenia. Quindi a voi la primo bal, la Sotis. Secondo bal che fu stasera, la Balsanese. La Balsanese è un bal semplicissimo, basico, popolare.
E l'ultima volta che è stata là, prima che noi, il tornisson si tira qua dalla polvere, è stata a Belluno, quindi il capoluogo della nostra terra, in occasione della visita di Mussolini. Da che lì non è più stata ballata, la Balsamese, ma noi siamo stati in grado di recuperarla. Siamo stati in grado di recuperarla tramite i vecchi, che ormai non è più qua con noi, ma che è ancora qua perché è a Sasto Pal. E quindi gli dedico a loro la Balsamese. con persone che dopo 5 minuti le diventate subito mie amiche. Non le conosce, però cane che lei stesso feeling, dopo una cioccolata diventa subito amico. E ho capito che 5 minuti quanto che voi vi sentite italiani, quanto che voi avete a me la vostra terra, che ormai è questa, quanto però che a me la terra dei vostri nonni, che è la nostra. Però la me di ti è come che l'amamo noi, forse perché noi la ho sempre sotto i piedi, forse perché la vedo tutti lì, e allora si sono abituati a averla sempre là. Voi la vedete raramente, perché uno di voi non l'ha mai vista, e la vede solo in cartoline o in televisione, e la lontananza la fa apprezzare piccole che non si ha. Ecco, mi spero che il nostro gruppo, mi in particolar modo in primis, portare in Italia l'amore che voi avete
verso la vostra terra, perché siamo noi che abbiamo imparato a voi. E questo vi fa onore, chiaramente. E allora a voi e all'amore che voi avete in quella terra del Rio Grande do Sul, del Brasile e dell'Italia, volevo dedicare il prossimo bal. Il prossimo bal, vuole che? Ok, con la Pairis semplice, come voi, però efficace, come voi, la Pairis. Utile è strumento musicale a fiato che si suona di solito in inverno, cioè durante il periodo natalizio, quando che si rischia di non essere tutti più buoni. E questo strumento simile alla zampogna, che è la che si soffia e se la fa aria in piena cassa in maniera che col suono della voce viene fuori questo suono particolare, quasi stonato. Ecco, noi non abbiamo le pive e non sappiamo neanche in realtà come mai questa musica, sto ballo si chiama le pive. Noi pensiamo che sia perché da noi fino a 60 anni fa era la categoria del lavoratore, diciamo la categoria, non è una brutta parola, che invece in Italia, ma anche fuori dall'Italia, quindi in Francia, in Svizzera, a imparare carreghe, che si chiama il carreghette. Ecco, suo bisnonno era in carreghetta e magari c'è ancora qualche carrega impaiata alla tua nonno a casa. C'è la stretta perché quello che sarà qui in carreghette, quello che sarà qui a carreghe. Ecco, e noi si pensa che in questi carreghette, tornando dall'Italia, quindi in questo caso dall'Emilia Romagna, e l'ha portato con lei questo strumento musicale perché era una novità. Portandolo in paese, in montagna, era proprio una novità, quindi e l'ha quasi inventato sto ball, suonando insieme alla fisarmonica le pive, e da che lì il ball si chiama il ball delle pive.
momento particolare. Aspetto di Serafina Rea, Selene, Ademir e Stu. Eccolo là, Ademir, vieni con noi. Ademir e subito anche dopo l'assessore della cultura Barbara Signori. Barbara, eccola qua, Barbara, e la fa un bel spettacolo. Colore regalare il gagliardetto del comune di Tegona Gordino e anche il DVD del gruppo folk Me Fast un Ballo, mi concedi questo ballo, onde che si canta tanti balli quanti il mese dell'anno, perché ogni ballo è stato ballato in il mese dell'anno, quindi in gennaio con la neve, febbraio con la neve, marzo con la neve, no, ed estate no con la neve. Quindi si vedrà i balli, si sentirà le musiche e si vedrà anche il petto d'Italia, la nostra, che è la delle montagne più belle d'Italia, ma anche del mondo, le Dolomiti. Ecco qua, e grazie ancora. Grazie. E all'assessore alla cultura non si poteva che regalare la storia dell'Agordino, quindi cultura con cultura, di Don Ferdinando Tavis, il più grande cultore della storia agordina, quindi Barbara, grazie a te per il tuo aiuto. E poi la spilla, basta che chiuse la pelle, ecco. E la spilla la è vicina a quella che loro in data, quella che hanno tutti portato sul petto e che la è il più piccolo segno di amicizia rispetto al migrante che ne liga umanamente. Ecco Barbara, grazie e continua così perché la Chiesa è anche cultura. Grazie ancora, grazie al grande Do Sol e alla prossima. Ciao!
bella presentazione e ringraziare a tutti che sono stati qua stasera, desiderarvi una buona sera a tutti e vorrei dirvi che abbiamo un compagno qua che ha fatto gli anni, che compleanni in cui, che è Walter Benvenuto. Zero e Walter. Qua che cantiamo il parabene a lui, no? Parabéns pra você. Grazie a tutti e buonasera a tutti quanti. Buonanotte a tutti quanti. Você sabe que a mudança já chegou e vai ficar, renovando a confiança de que mais dá pra alcançar. Quem vem junto acredita, ouve o seu coração, trabalhando participa do crescimento, da evolução. Serafina Correia, nosso sonho é um só. Viva a vida com qualidade, viva a vida cada vez melhor.